Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Amalan, scusate, ma dopo quello che è successo ieri sera, penso che possiate capirmi. Radio Libertà, sono già scoccate le 12:49 in simultanea con noi, con il grande Francesco sulla tolla di comando in regia tecnica, lo stavo distraendo parlando di calcio, scusate, è come dire, i peccati della carne. Ma ieri credo che la partita di ieri sia andata anche oltre il calcio. È stato come un grande film, un grande romanzo, un grande Acerbi che, come amo dire io un po' volgarmente, è uno che si è tolto un cancro dai coglioni, che segna il 93esimo. Va bene, però non parliamo di calcio ovviamente, perché questo è Che giorno è? Questa è Radio Libertà e poi c'è anche Oltre la pagina e parliamo di argomenti interessanti in Oltre la pagina con il professor Paolo Natale. Ve l'avevo già anticipato ieri, un'analisi sullo strumento referendario, perché il professor Paolo Natale, che è anche consulente Ipsos, visti i sondaggi, 1 su 3 ha dichiarato che andrà a votare l'8 e il 9 giugno, quindi il referendum non passa. Però c'è da capire se questo, che è uno strumento di democrazia rappresentativa, secondo me personalmente molto importante, è uno strumento che ha rivoluzionato questo paese. Magari qualcuno non sarà d'accordo, avrà votato contro, i più vecchi avranno votato contro l'aborto e il divorzio, però è stato comunque un modo per cambiare questo paese. Penso che moltissimi di noi nel 93 l'elezione diretta dei sindaci l'abbiano votata e credo che questo, siamo tutti d'accordo, sia stata una conquista per noi cittadini, perché il sindaco eletto da noi deve muovere deve muovere il mulo e deve darsi da fare, perché se no non lo votano. La volta successiva non viene votato, presidenti di regione, eccetera, eccetera. Quindi perdere di vista, buttare nel cestino dei cani uno strumento come referendum, pensiamoci. E il professor Paolo Natale ha anche costruito, diciamo, una teoria molto aritmetica. Se si fa un referendum per abrogare, stiamo parlando di referendum abrogativi, in Italia se ne sono svolti 72, scusate, da quando l'Italia è una repubblica. Il primo comunque nel 74, affluenza 87,7, l'ultimo sulla riforma della giustizia 20,4. Ecco, per me, per esempio, il referendum sulla giustizia, sulla riforma della giustizia, era un argomento di un'importanza notevolissima. È andato a votare 1 su 5. I residui di una nottata calcistica. Allora, dicevo, dice il professor Paolo Natale, se una legge è stata promulgata da un governo che è stato votato al 70%, perché il referendum che vuole abrogare quella legge deve avere il 50%? Facciamo la metà, cioè il 35%. Ne parliamo proprio con lui alle 13:35. Poi parleremo con Davide Bergamini,
qui Parlamento, segretario della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. Lui è anche commissario a Bologna. A Bologna ci sono queste manifestazioni, non solo a Bologna, nelle grandi città ci sono queste manifestazioni contro il DDL sicurezza, e lui dice: la sinistra evidentemente ha un grande problema sul tema della sicurezza urbana, sono contro il taser, sono contro le zone rosse, eccetera eccetera. Io ricordo che tra le altre cose nel DDL sicurezza, cioè, come si fa ad andare con... Ci sono alcuni punti sui quali si può discutere, per carità, ma questo, per esempio, è punito con il carcere, eh, punisce, allora, questo, l'articolo 634 bis, che fa parte del DDL sicurezza, punisce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. È punito con il carcere da 2 a 7 anni chi occupa una casa, con aggravanti se l'immobile è l'unica abitazione posseduta da chi ha denunciato l'occupazione o appartiene a soggetti vulnerabili. Io credo, vedo i dati di ascolto sono significativi. Mario Giordano su Rete 4 da anni si occupa proprio di questo argomento. Vediamo pensionati, malati, persone malate che hanno bisogno di cure, che hanno perso la casa perché qualche, non uso le parolacce, però ci starebbero tutte, gli ha occupato la casa mentre loro erano in ospedale. Ecco, la Lega interviene, fatemi fare propaganda. Il testo prevede un'accelerazione della procedura che permette di sgomberare gli immobili occupati. Allora, tu non puoi ostacolare una legge che prevede una misura del genere. Se mi ostacoli una legge che prevede una misura del genere, c'è qualcosa che non va. Tertium non datur. Non si può, anche, voglio dire, la proprietà della casa è qualcosa di basilare, è qualcosa di basico, se preferite usare altri aggettivi. Eppure la sinistra non gli va bene nemmeno il taser. Il taser non ho statistiche, mi rifaccio a articoli e ricostruzioni. Il taser ha un grandissimo effetto deterrente, così ho letto. A me sembra convincente come misura, anche se mi hanno detto attenzione che il taser, il problema che ha è che se colpisce sui tessuti è meno efficace. Va bene, ne parliamo. Però se un delinquente si trova a che fare con un tutore dell'ordine, uomo di legge col taser, il delinquente si ferma. Perché se il poliziotto, il carabiniere ha la pistola, il delinquente sa che non gli può sparare perché passa guai e quindi va via. Se il taser invece gli dà una di quelle, si dice in dialetto, sdrondenae, che quindi il delinquente si ferma. E fatemelo dire, la sinistra non gli va. No, perché li ho visti, li ho sentiti. No, 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 no. Ma cosa no? Cosa no? Cosa no? Allora stai dalla parte dei delinquenti. Scusate lo sfogo. Comunque, dopo c'è Davide Bergamini. E infine Corrado Cone, parliamo di questa, ormai, io devo dire, sempre di parte per carità, ma c'è un bellissimo articolo di Franco Becchis, che non è un leghista, di alcuni anni fa, che spiega come le indagini, le condanne, eccetera, sui 49 milioni della Lega siano uno scandalo. Adesso non sto a ricostruirvi tutti quei passaggi, sta di fatto che ormai da anni chi dice che Bruxelles non va bene e viene colpito pesantemente. Sui 49 milioni magari prima o poi ci torno sopra, faccio una trasmissione intera per spiegare che è stata un abominio giuridico, anche perché andando a ragionamento, alla fine la Lega a cosa è stata condannata? A pagare 500.000 euro l'anno. Allora, visto che la Lega, come testimoniano le intercettazioni di Palamara, non ha amici presso la magistratura, come mai la magistratura offre alla Lega questo escamotage? Perché non c'era niente, erano stati fatti degli errori
amministrativi, ma quei 49 milioni non sono stati rubati, sono stati impiegati. Come li impiegava il PD, ha ricevuto 120 milioni. Un partito costa, ci sono gli uffici, le sedi, gli abbonamenti telefonici, tutto quello che volete. Quindi quei soldi non sono stati rubati da nessuno e si sono inventati questa balla che poi è stata sostenuta anche dal circuito cosiddetto mediatico. Mi dispiace che il Foglio di Travaglio ogni tanto ci marci sopra, perché non è una cosa bella, visto che quelli del Foglio sono comunque è una testata seria per quanto contraria. Ma adesso abbiamo visto il tempismo con il quale si condanna Marine Le Pen, proprio quando Marine Le Pen sta finalmente diventando presidente della Repubblica Francese. Quello che è successo in Romania è pazzesco. E poi l'AfD, che magari a tanti anche elettori della Lega non piace, però sono intervenuti i servizi segreti per stabilire che fuorilegge, anche se ancora non è stato stabilito, i servizi segreti, cioè dopo mi sembra il 37 il fascismo, Mussolini creò l'OVRA, che era opera di vigilanza e repressione, adesso invece di dire antifascismo, antieuropeismo. Sembra veramente ci sia una polizia di repressione verso chi non ha una visione ortodossa a quello che decide Bruxelles. Adesso credo che si stia inasprendo questo atteggiamento perché siamo in momenti, l'opinione pubblica non è d'accordo con il Rearm Europe e quindi aspettate, mi alzo. Sveva, è arrivata Sveva, scusa Sveva, ma sono reduce da una nottata euforica, L'ho ragazzi. vista anch'io, bellissimo. Mamma mia, ragazzi. Grazie. Ogni tanto. Allora, no, dicevo, torno serio, ma anche quella partita di ieri è stata una roba seria, spettacolare. Adesso l'opinione pubblica non condivide il Rearm Europe, secondo me comprensibilmente, e quindi gli europeisti, quelli dell'ortodossia, della van der Leyen, perché anche noi siamo per l'Europa, ma non questa Europa qua delle lobby, di certi vantaggi che eh, sono tutti da rivedere. Ne parliamo con Corrado Cone anche perché qui sono in discussione sono in discussione ho fatto fuori un pacchetto di sigarette ieri è stata una lunga partita. Sono in discussione i principi liberali e di democrazia, ma sul serio, cioè chi stabilisce se un partito è democratico o no? In base a cosa? Va bene, ne parliamo oltre la pagina, mentre questo che giorno è, quindi adesso c'è l'intervallo e poi andiamo con i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni.
Produttore alto consumatore, Ficorbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni e oggi si presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa dall'arme inserito e a finestre aperte. Ficorbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo. Ecco, ricordavamo con Sveva un'altra epica semifinale, purtroppo per lei che è tifosa romanista, ma anche per me che ho fatto all'epoca un grande tifo. Roma-Liverpool, vi ricordate? Finì 4-1 in Inghilterra e poi 4-2 credo, o 5-2 a Roma, una partita. È l'anno in cui avete eliminato il Barcellona di Messi, che tra l'altro poi ho saputo anni dopo che non uso aggettivi. Messi, sai cosa ha fatto prima della partita? Cioè, Messi, la famiglia è originaria di Macerata, e lui cosa fa ai giocatori della Roma? Poi molti erano stranieri, c'era il mitico Ninja Nainggolan, c'era, gli fa italiani, pizza, mandolino, mafia. Ma vaffanculo, sei italiano, sei più italiano di me. Io sono del Friuli, non ho niente di italiano, tu sei originario di Macerata, argentino, gli argentini sono per metà di origine italiana, quindi vuol dire che sono tutti con sangue italiano. E cosa fai? Insulti? Poi a parte che sono insulti anche così. E infatti è stato bastonato, perché la Roma lo ha massacrato. La Roma di Eusebio Di Francesco, che sta allenando il mio Venezia, però il mio Venezia è un po' così. La mia Inter. Allora, c'è una telefonata, io sto chiacchierando, quindi do la parola a chi ce l'ha. Pronto? Sono io. Buongiorno. Buongiorno. Daniele da Aroca. Mi riferisco a quello che diceva prima sul rifiuto nelle manifestazioni del decreto sicurezza. I comunisti, perché i comunisti sono contro qui e là, è una cosa che ha poco senso. I comunisti fanno i comunisti, e siccome c'è un governo di centrodestra, loro qualunque cosa venga fatta e detta, loro sono contro. E quei ragazzotti che vanno a manifestare nelle piazze, lo sappiamo, sono mantenuti dai comunisti perché loro facciano il lavoro sporco per i comunisti. Il grosso problema è che nemmeno i magistrati si rendono conto di quei casini che fanno i ragazzotti delle manifestazioni, ma questa è una cosa altrettanto ovvia, perché se i comunisti sono ottusi e non capiscono quello che va bene per la nazione e quello che non va bene, e quindi combattono tutto quello che fanno gli oppositori, la ragione è che se voi guardate dei programmi tipo, io non tutte le sere ma guardo Avanti un altro su Canale 5, è una trasmissione un po' ridicola, a volte un po' troppo spinta, ma vabbè, intanto si ride e si passa un'oretta in leggerezza. Quando chiamano degli elementi a fare determinate parti all'interno della trasmissione, si capisce benissimo. Io più volte ho detto a mia moglie, tu guarda quello lì, come fa, come ragiona, eppure quello lì è uno che va a votare e vota anche per noi. Perché? Perché è tutta gente ottusa
che vota per come votava il papà, senza rendersi o il nonno, senza rendersi conto che l'Italia è molto cambiata. Quindi la risposta è: perché i comunisti? Perché i comunisti fanno i comunisti. Buona giornata. Grazie da Daniele che chiama da un posto per me bellissimo. Sto facendo il nonno che dice alla nipotina Sveva: vai a vedere Arona, che c'è anche Stresa. Io credo, i comunisti, sì, credo che se ci fosse la ragionevolezza si prenderebbe il DL sicurezza da parte della sinistra. Ci sono quelle parti che anche all'interno del centrodestra hanno creato qualche distinguo, no? Sulle manifestazioni di protesta, sugli scioperi, eccetera. Ma per esempio sull'occupazione delle case, la sinistra dovrebbe votare senza se e senza ma, perché io credo che proprio è anche chiaro il testo. Cioè, se occupi la casa di una persona in difficoltà e che è proprietaria di quella casa, fuori, subito, subito. Poi se ci sono altri punti, ma io credo che poi alla fine, Daniele, non so, ho una certa età e penso che non sia più neanche questione di comunisti o non comunisti, sia questione che quando tu ti crei una certezza è inutile nascondercelo, vivi meglio, anche se quella certezza è sbagliata. No, quindi tu ti fai una certezza, il bene da una parte, una certezza di solito è manichea, bianco e nero. I cattivi sono dall'altra parte e i buoni sono da questa parte. Quando tu vivi con quella certezza, non hai dubbi, non hai problemi e quindi in un certo senso vivi bene. Vivi nella menzogna, perché non è così che stanno le cose, secondo me, però vivi meglio. E quindi tanti ragazzotti, a me sembra di vedere questa cosa moltissimo in questi ragazzi che vanno in piazza senza, soprattutto a sinistra poi, senza rendersi conto di ciò di cui stanno concionando. Pensa, nonostante le emozioni di ieri sera o ancora la proprietà della lingua italiana, concionando è bello, non lo sentivo dall'83 credo, però è così. Cioè, io lo dico anche da leghista. I primi anni da militante leghista sono stati fatti anche da certezze, le certezze. Noi siamo quelli giusti, noi siamo quelli della parte del bene, eccetera. Poi vedi che la realtà non è bianco e nero, sfumature, eccetera, eccetera, eccetera. Solo che io vedo che io e tanti altri leghisti abbiamo imparato con l'esperienza. Dall'altra parte invece c'è una specie di autorigenerazione, per cui ci sono sempre questi il sistema, il padrone, il fascista, soprattutto ecco, il tema fascista è un tema che crea delle certezze assolute. Carlina ieri mi ha girato un WhatsApp, c'è una squadra di rugby antifascista, ma dai, cioè sei malato se ragioni così. La squadra di rugby antifascista, Antifa. Però appunto se tu ti crei questo sistema la vivi bene, però secondo me la vivi da scemo, secondo me. Ma anche gli scemi sono da tutte e due le parti, eh? Per questo dico sempre, c'è stato anche un bel contenzioso la settimana scorsa, che io non mi sento anticomunista, cioè l'antifascista, l'anticomunista, cioè la negazione, a parte che è una mancanza di rispetto, ma la negazione delle posizioni degli altri significa mancanza nella ricerca della verità più plausibile, quella più vicina al reale. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, sono Mario, chiamo da Varese, buongiorno. Ma guardi, io non sono comunista assolutamente, anzi, Dio me ne scampi, ma è che i comunisti secondo me... Mi perdoni Mario, mi perdoni questa risata, non voglio mancare di rispetto, ma è bellissimo, Dio me ne scampi, è bellissimo, mi perdoni, No, è affettuosa questa risata, non voglio essere frainteso. No, ma per l'amor di Dio, io proprio... Dio me ne Io ho parenti scampi, in Romagna, perciò un mio zio aveva il busto di Lenin e il copriletto di raso rosso, per dire. Però loro credevano in un comunismo che probabilmente
avrà anche fatto qualcosa a quei tempi del peppone Don Camillo, ecco. Ma purtroppo oggi non c'è il comunismo, il fascismo c'era in tempi, poi non c'è più stato, non c'è più neanche quello. Cioè, se guardiamo i comunisti, la Schlein lì, come cavolo si chiama, che c'è parenti in Svizzera, cioè, ma è gente, cioè, non è una classe politica, cioè, cos'è? Niente, sono lì così, sono messi, tanto è vero che non aveva vinto neanche lei, per dire com'è il PD, non aveva neanche vinto lei, avrebbe vinto quello lì della regione Emilia-Romagna, Sì, però Bonaccini. loro non gli andava bene. Bonaccini, che però loro non gli andava bene perché quello era troppo intelligente, non ci vuole un intelligente, ci vuole uno che si fa comandare. Gasolo, digli che è un capo, che questa qua tanto va sul carro del Gay Pride e va bene. Loro alimentano quella folla per avere i voti, purtroppo sono caduti veramente in basso, secondo me. Cioè loro, i centri sociali, dagli la droga e pagagli il coso, che questi qua poi buttano per noi, fagli far casino, chi se ne frega. E tanto è vero che abbiamo centri sociali, ci sono e disfano, fanno e furcano, chi li paga, chi li mantiene, qualcuno li manterrà. Cioè, è quello che non c'è la sinistra, cioè questi qui non propongono niente, e secondo me se il popolo è intelligente non potrà mai votare della gente che è contro a priori, ma senza dare nessuna proposta differente per provare. Io dico, questo governo qui perlomeno in 2 anni questi non hanno una bacchetta magica, perché tante volte l'italiano dice voto questo, hanno votato Conte pensando che era la panacea, Grillo che era la panacea di tutti, hai visto? Cioè risultati, no? Non esiste, se tu hai un debito di 8 miliardi devi pagarlo, se no il debito non va via, devi pagarlo, e la gente la bacchetta magica non ce l'ha. Quello poverino che diceva di fare i miracoli l'ha messo in croce, e voglio dire, altri che fanno miracoli non credo che ce ne siano. Io spero che questo governo vada fino in fondo e che pian piano la gente capisca e si riesca a venire fuori da sto marasma, perché sennò qui anneghiamo tutti, destra, sinistra, verdi, blu, gialli, bianchi, qui si annega tutti. Basta guardarci in giro alle città, le club dei negozi sono giù, c'è in giro solo bande di ladri. Dove vogliamo andare a finire qui? Se non si cambia, qui lo vedo grammo. Speriamo in bene. Grazie sul Pellegrini, buona giornata. Grazie a lei. Sì, me lo ricordo anch'io, il vecchio PC sulla legalità non aveva posizioni nebbiose, cioè il delinquente, anche perché il vecchio PC realizzava questo. Il ladro non va a prendere, è difficile che un ladro vada nella casa dei ricchi dove ci sono i sistemi d'allarme sofisticati, i Doberman che hanno fatto i corsi universitari, eccetera. Il ladro va nelle case dell'operaio, della persona comune. A me sono venuti 2 volte a rubare gli zingari che non rubano, ovviamente, quando ero a Pordenone. E quindi il PC che tutelava le classi meno abbienti condannava i ladri. Se adesso non condanna, se gli eredi del PC non condannano i ladri, che dove vanno a rubare? Vengono a rubare da me, non vanno a rubare dai ricchi, vengono a rubare da me. Non mi dico più povero, non posso più portare da me che sono classe media, non ricca comunque. Vengono a rubare da me che se mi rubano il computer portatile ho dei problemi a comprarmene uno nuovo. Comunque vengono da me. E cosa fa però? Se vengono a occupare la casa, vengono da me, non dal ricco. Avete mai sentito? Io seguo proprio Mario Giordano, non sono entusiasta, però insomma, seguo. Avete mai visto la casa occupata a un avvocato, a un primario, a un preside universitario, un rettore universitario, un pezzo grosso, a un politico? No, le case vengono occupate a gente comune. Non voglio neanche usare la retorica del povero. Gente che lavora, che magari ci sono quelli che hanno comprato la seconda casa per affittarla perché hanno avuto la possibilità, quelli che invece hanno proprio la prima casa. Ecco, e cosa fa questo tipo di forza politica che abbiamo a sinistra? Sta dalla parte di questi qua. Come a Milano, le borseggiatrici sono quasi tutte zingare. Però questo mettiamolo da parte, se no, eccetera. Dove vanno a rubare? Vanno a rubare dai deboli,
dalle persone più indifese, dagli anziani, soprattutto io li ho visti anche un po' di volte in stazione a Milano. Prendono, quella volta non ero malconcio come adesso, oggi sarei preso di mira io. Prendono di mira quelli vecchi e grassi. Li ho visti, ho visto, erano due zingarelli, 14 anni, quindi anche 11, e stavano borseggiando un vecchio come me, che come sono io adesso, grasso e con i capelli bianchi. Ecco. E cosa ha fatto una consigliera comunale del PD, il trans, che non so se è diventato donna, quindi è la trans, ha difeso le zingare e ha accusato quello che filmava questi furti, lo ha attaccato pesantemente. Vabbè. C'è una telefonata, la parola chi ce l'ha? Pronto? Pronto, ciao Pier, Marco da Torino. Ma Ciao. senti, non ti buttare così giù, dai. Non sei, innanzitutto non sei vecchio, dai. Come no? Cosa dovrei dire? Tu sei del 63, si può dire, no? Tanto non ci sente Sì. nessuno, no? Giusto? Guarda, faccio 62 anni a settembre, mio padre è morto a 65 anni, Bravi. quindi vuol dire Ci sono che 10 ho anni cominciato esatti il conto alla rovescia. Beh, io ne ho 10 esatti in più di te, dai, cosa vuol dire? Il bianco fa tendenza, piace, poi il grasso, ma a proposito di grasso, volevo dirti, ieri sera ti ho pensato e mi preoccupo un po' perché pensare ad un uomo, cioè intensamente, non so, non è una cosa buona e giusta, però ti ho pensato intensamente perché con la prestazione che ha fatto la tua bene amata, bisogna veramente fare i complimenti. Te lo dice un ex juventino, come tu ben sai, io mi sono allontanato dal calcio per tanti motivi e ieri per la prima volta dopo tanti anni ho visto una partita dall'inizio alla fine, mi sono proprio divertito e quindi niente, chapeau, avete veramente una bella, soprattutto internazionale, ma internazionale fino a un certo punto perché ci sono abbastanza italiani, cioè io non lo sapevo, non seguendo tanto, però ne avete 5, è un record. Ormai non ce ne manca uno nelle altre squadre. Complimenti, avete qualche italiano e la cosa mi fa piacere. Tutto qua, ho alleggerito un po' la situazione. Un abbraccio, Ma ciao caro, ciao. Grazie a Marco da Torino, ma che siano più o meno italiani. Guarda, io vengo da lassù in alto a destra, ho 4 cognomi appocupati, andavo da mia nonna, era la Sersa, non ho visto, la Nevou della Sersa, e i cognomi erano Praturlon, Bin, cioè dove sono nato e cresciuto io, la lingua parlata era il friulano, la lingua franca era il veneto e l'italiano era la lingua straniera, quindi a me non importa tanto che siano italiani o meno, comunque è lo sport, certamente se ieri avesse vinto il Barcellona oggi sarei moscio, ma sarebbe stata comunque una grandissima partita. Grazie a Marco. Parlavo prima, io sono anti-juventino naturale, però per esempio, adesso Marco mi sembra non segua più il calcio, ma qualche anno fa c'era Allegri sulla panchina, un quarto di finale, credo fosse di Coppa di Champions col Bayern, 2-0 all'andata a Torino per il Bayern, 2-0 al ritorno a Monaco per la Juventus, tempi supplementari, è stata una partitona, cioè, una partita bella. Vedo che c'è Vincent Vega lì, 18 anni fa, le semifinali con Manchester United, Milan-Manchester, sono state 2 partite fantastiche e l'ho sempre detto, non ho mai nascosto. Buongiorno Pelle, scusami, mi hai citato, ma io non volevo entrare, stavo con Max Bianchini che ci sta cercando di risolvere dei problemi. Siccome hai guffato, è per questo è passato il turno. Amici di Radio Libertà, testimoni tutti i colleghi della radio, il mese scorso, un mese fa, dissi tranquilli che andate in finale con la Champions, con l'Arsenal e la vincete pure. Ora con l'Arsenal, te lo dissi. Vabbè, comunque andate in finale e la vincete. Il giorno, settimana scorsa, Pelle mi fa: tu sei un gufo. No, non sono un gufo, ero l'unico da milanista che credevo nella rimonta dell'Inter, quindi non parlo più di calcio con gli interisti. Tenetevi la vostra squadraccia. Squadraccia addirittura? No, ma ieri è stato emozionante. No, non l'ho vista, ho visto un bellissimo film di Star Wars, quindi chi se ne frega di quella squadra, però sentivo gridare, non capivo cosa stesse succedendo. Grande Vincent. Dobbiamo fare il bis sul cinema, come abbiamo fatto, non so, dobbiamo fare
cinema d'estate, qualcosa, se io sarò ancora qua, ma dobbiamo Come se tu sei ancora qua? non Che si sa. devi passare la miglior vita? Cioè, aspetta. Ma No. dobbiamo rifare, cioè, mi è piaciuto troppo. Sì, per sì, ma è merito piaciuto- tuo. Per mi me- è piaciuto anche e agli soprattutto mi è ascoltatori. dispiaciuto che è solo un'ora quando c'erano 2 ore. Vince. Lo so, Ma io e te se ci mettiamo a parlare di cinema non ne vedremo poi- più fuori. Per la prossima poi non è questo. Poi io e te, per fortuna tu non bevi e non fumi, No. perché io invece bevo e fumo. Io e te, se parlassimo di cinema e tu bevessi e fumassi, praticamente, a parte che ci intossicheremo, passeremo le notti Io intere. sarei comunque morto. Sì, beh. Ciao Pelle, buongiorno a tutti. Ciao Vincent. Allora, ridendo e scherzando, i genetriaci, allora me ne sono, li ho persi di vista. Oggi è il 18° giorno di Fiorile, mese 18° giorno di Fiorile, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un mercoledì miarqui, 7 di maggio, anno domini 2025. Nel 1898, in Moti di Milano, il generale Bava Beccaris ordina all'esercito di sparare sulla folla che manifesta contro l'aumento del prezzo del pane. I morti sono 80 secondo il governo, 300 secondo l'opposizione. Oggi è la festa nazionale in Russia, lo sapete, festa della radio e poi del fisico. Della radio celebrata in onore del fisico russo. È in Russia questa festa. David Hume, il filosofo scozzese, la verità nasce dal disaccordo tra amici. Tchaikovsky, l'avete che sentito, è stato messo prima. Fiori, musica, bambini, ha detto Tchaikovsky. Fiori, musica, bambini, i gioielli della vita. E sapevo che ti piaceva. Stavo riso, piace che a me. Poi abbiamo Brahms, mamma mia, qua proprio Gustave Le Bon, che ha scritto Psicologia delle folle. Per molti la libertà è la facoltà di scegliersi la propria schiavitù. Joseph Broz Tito, parlando di comunisti. La pace durerà 100 anni, ma dobbiamo essere pronti alla guerra. Lui era croato. Poi abbiamo, però, io quante volte non ho mai discusso perché non si rischia di essere sterili, perché tanti anticomunisti attaccavano Tito anche quando ero ragazzo, però dopo che lui è morto è scoppiata la guerra civile nell'ex Jugoslavia. Poi sicuramente Manzoni avrà delle obiezioni da farmi, sono sicuro, però è una constatazione. Gary Cooper: nei film western è permesso baciare il tuo cavallo, ma non la tua ragazza. 5 nomination, 2 Oscar. E Vita Duarte, Vita Peron, il grande Raimondo Vianello, che era di origini veneziane e che è sempre stato un po' trattato male, perché lui non ha mai rinnegato il fatto di essere di destra. Io ricordo sempre quell'aneddoto, credo fosse Acquario, cosa c'è dietro l'angolo, con Maurizio Costanzo, primi anni 70, TV bianco e nero, e a un certo punto, quella volta non c'erano problemi di privacy, e Maurizio Costanzo racconta il problema di salute che ha avuto pochi anni prima Raimondo Vianello. Aveva un male incurabile e sembrava spacciato, insomma, e allora Maurizio Costanzo racconta che dopo essersi fatto visitare da uno specialista è andato da un altro specialista che gli ha individuato la cura, e infatti Raimondo Vianello poi è scomparso ai primi anni 70, quindi è morto nel 2010, quindi è sopravvissuto per fortuna per tantissimi anni. E Raimondo Vianello gli fa Maurizio Costanzo: figurati come c'è rimasto male quell'altro medico, bisogna essere speciali. Anne Baxter, 9 nomination e un Oscar. Franco De Vescovi, disegnatore triestino di Zagor e Martin Mester. Elsa Fornero, ricordiamoci gli esodati. Barbara D'Urso, Carmela D'Urso, che ha detto: sono popolare ma non sono una cretina. Sergio Battistini, che ha militato nell'Inter, nel Milan e nella Fiorentina, calciatore. Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, che Marco Travaglio denigra chiamandolo il ragionier Cerasa.
come se il titolo di ragioniere sia un insulto. Chiara Ferragni che sta cercando di tornare alla ribalta, il vaso di Pandora, i Pandori, no? E poi, questa l'ho messa, non ha fatto niente nella sua vita, ma io devo metterla, è una sciatrice di origine francese, ma è maltese. E come si chiama? Elise, che è anche un bel nome, ma il cognome a me, insomma, a me ispira. Si chiama Pellegrin, Elise Pellegrin. Pausa. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo sito che in prima pagina opinioni, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Oltre la pagina.
Allora, dopo il sacro, il profano. Parliamo di referendum e lo facciamo con un'autorità in materia come il professor Paolo Natale, docente di scienze politiche e consulente Ipsos. Bentornato ai nostri microfoni, professore. Mi perdoni se mi sono permesso la licenza, ma visto, io immagino che anche lei abbia condiviso con me e tanti altri quei momenti indimenticabili ieri sera. Il profano sono io, comunque il sacro è il profano sono io, ecco. Tra l'altro, professore, un mese fa io l'ho chiamata prima di Inter Bayern e dopo l'ho intervistata il giorno dopo Inter Bayern. Ieri l'ho chiamata prima di Inter Barcellona e poi la intervisto adesso dopo Inter Barcellona. Allora io quasi quasi la chiamo sabato 31 maggio e poi la intervisto domenica. Il 1 giugno ci sentiamo. Allora, professore, parliamo di tono serio ovviamente, perché altrimenti intanto ricordo che all'ascolto che inizierà a rosicare, quindi meglio finirla lì. Ricordo che a poco sarà pubblicato un saggio del professore Schede Bianche, che già dal titolo fa capire di cosa si parla. Ed è un tema... Ah, perfetto, e ne parleremo anche qui. Adesso parliamo di referendum. Ci sono i quesiti, i 5 quesiti, l'8 e il 9 giugno. Non entriamo nel merito politico, però sappiamo già come andrà a finire. La domanda proprio decisiva, quella conclusiva, e parto dalla fine. Professore, rischiamo di perdere uno strumento di democrazia rappresentativa così importante come il referendum, che ha tracciato anche la vita italiana, quelli antichi del divorzio e poi dell'aborto, ma io mi ricordo anche quelli del 93. Se andiamo a votare il nostro sindaco, e che è importantissimo soprattutto per i piccoli e medi comuni, questa è la mia opinione, comunque sono da addetto ai lavori, me la permetto, è perché ci sono stati quei referendum portati avanti da Mariotto Segni, e quindi di questo ne siamo anche, secondo me dobbiamo essergliene grati. Però adesso cosa c'è stato? Un'inflazione, un abuso, c'è anche qualcosa che aritmeticamente non torna, perché lei dice se un governo che è stato votato al 70% ha promulgato una legge e qualcuno vuole abrogarla, non è giusto che sia necessario il 50%, 51%, ma dovrebbe essere la metà. Insomma, come stanno le cose? A lei la parola, prof. È un po' complicato due cose, cioè ci sono diversi aspetti. Il primo, quello che citava giustamente lei, è stato un po' l'inflazione dei referendum, per cui si cerca di fare referendum un po' su qualsiasi cosa. Alcune cose ovviamente sono importanti, altre meno, però insomma nel calderone alla fine uno dice boh, lasciamo perdere. E quindi anche l'istituto del referendum dovrebbe essere, non so come dire, poi adesso che ci sono anche addirittura le firme elettroniche, poi è ovvio che fare una firma elettronica ci vuole un secondo senza neanche preoccuparsi molto. Altro conto invece è andare a firmare i banchetti, eccetera, quindi anche il quorum che deve essere raggiunto per poter poi mettere in agenda un referendum diventa molto più facile e quindi diventa anche molto più complicato avere delle materie pregnanti, non so come dire, come giustamente erano il divorzio, l'aborto, oppure anche il voto per la legge elettorale sui sindaci, eccetera. Ci sono alcune materie molto rilevanti anche dal punto di vista, diciamo, etico-politico, che ovviamente sono state fondamentali poi per la presenza di una vasta partecipazione elettorale. Se invece dobbiamo votare su scementuole, magari importanti, però scementuole dal punto di vista dell'interesse collettivo, probabilmente l'istituto del referendum ne esce un pochino falsato, comunque ridimensionato. Questo è un dato specifico. L'altro dato invece di cui parlava lei giustamente è il fatto che con queste regole elettorali del referendum, cioè che deve andare a votare il 50% più uno, si mette un po' in discussione l'origine stessa delle leggi, cioè se, come diceva giustamente, se una legge è stata votata da un Parlamento o comunque alle ultime elezioni politiche, adesso sono andati il 66% a votare,
70%, insomma, più o meno. È ovvio che gli altri sicuramente non andranno a votare per il referendum, a meno che non sia appunto un referendum basilare su divorzio, eccetera. Allora probabilmente la cosa più corretta sarebbe tenere conto dell'affluenza alle urne dal punto di vista del voto politico e poi organizzare anche il referendum su quella base, diciamo il quorum da sorpassare. Cosa che viene portata avanti spesso da un mio collega che si chiama Stefano Ceccanti, che è da anni che cerca di promulgare questa legge, però tutti se ne fregano e quindi la cosa passa un po' in soffitta. Però questi sono i due elementi principali che secondo me vanno un po' messi a posto. Ecco, questo professore, questa indicazione mi ha colpito perché significherebbe anche per me, io sarei favorevole perché magari non vorrei essere ingenuo, ma credo che con questo metodo torneremo anche a dare importanza al voto e anche al non voto. Se non voti e te ne infischi, va bene, tu te ne infischi. Quelli che invece gli importa la cosa vanno a votare e quindi sapete regolare cioè sarebbe anche non c'entra niente l'etica, per carità, però una coscienza civica diversa. Cioè non vai a votare, te ne infischi e invece se si comincia a fare un discorso di proporzione aritmetica, ecco che il voto tornerebbe ad avere un'importanza, soprattutto poi nel referendum, perché come ci insegna la vicina Svizzera, a me da quando ero ragazzo avevo lo zio che era emigrato in Svizzera e mi raccontava dei referendum. Sono un argomento politico molto importante dal punto di vista sociale. Ripeto, democrazia rappresentativa la definisco io. Sì, no, è vero, infatti il paragone con la Svizzera è effettivamente una delle cose di cui si è molto discusso in questi ultimi anni. Addirittura in Svizzera c'è il referendum propositivo che non ha neanche in quel caso un quorum, per cui è ancora peggio, tra virgolette, dal punto di vista del confronto con l'Italia, mentre sappiamo che in Italia i referendum propositivi non sono ammissibili, sono solo quelli abrogativi. Quindi di fatto ci sono anche qui due elementi. Prima di tutto il fatto che la Svizzera effettivamente è un paese diciamo meno popoloso, quindi anche a livello dei vari cantoni si può votare per il referendum con un'affluenza limitata, però comunque che riguarda la vita di quei quartieri. L'altro elemento invece è la cosa che da anni si discute, cioè l'idea che ci sia comunque una democrazia partecipativa anche con forme diversificate, come appunto i referendum propositivi, che vedrebbero forse più interessati anche molti di quelli che lo potrebbero proporre. Ci sono ovviamente anche degli aspetti negativi, cioè se io faccio un referendum propositivo e vanno a votare soltanto quelli che sono dalla mia parte, è ovvio che promulgherebbe una legge che in qualche modo riguarda soltanto quei pochi che l'hanno votato in qualche modo. Quindi c'è sempre questo secondo aspetto da considerare, cioè il fatto che una bassa affluenza alle urne comunque è sintomo di una non volontà di partecipazione, ma dall'altra se davvero si facesse in modo che solo quelli che vanno a votare promulgassero delle leggi o comunque dei governi, avremmo una sorta di democrazia delle elite, forse, cioè quelli interessati alla politica, eccetera. E anche questo non è del tutto salutare. Insomma, ecco, io l'ho chiamata nel libro una sorta di democrazia pastiglia, cioè ci sono pochi che vanno a votare e decidono per il resto della popolazione, che diciamo è abbastanza eticamente problematico. Ecco. Questo però chiama in causa anche la responsabilità dei politici. Lei stesso anticipa, perché c'è un terzo che si dichiara interessato che andrà a votare questo referendum, quindi alla fine della fiera, no? Come suol dirsi, il governo dirà questi quesiti non hanno interessato i cittadini. I promulgatori di questo referendum, che sicuramente raccoglierà consenso, dirà no, abbiamo vinto perché quelli che sono andati a votare ci hanno dato ragione. C'è anche un uso strumentale. Ieri intervistavo il direttore di Italia Oggi 7 e abbiamo parlato proprio anche dei referendum, Marino Longoni. Lui un po' provocatoriamente
ma neanche più di tanto, diceva bisognerebbe che coloro che si fanno carico di questi referendum partecipassero alle spese, bisogna fargli pagare le spese. È chiaramente un'estremizzazione, però l'uso strumentale sì. Anche lei stesso mi sembra, no, professore, nell'articolo sugli stati generali sottolinea anche un po' questo aspetto, lo prende in considerazione, mi sembra. Sì, e poi succedono le cose che succedono sempre, cioè ovviamente i governi in carica, comunque quelli che sono maggiormente responsabili della comunicazione anche ufficiale o anche televisiva e mediatica, è ovvio che tendono in qualche modo a mettere tra parentesi il referendum se non gli piace, invece enfatizzarlo se gli piace, quindi c'è anche una componente politica, cioè oggi per esempio la gente non sa che c'è un referendum, magari uno potrebbe anche essere molto interessato a uno dei quesiti, per esempio quelli sul lavoro, che magari può essere interessante per molte aziende, soprattutto per i lavoratori delle piccole aziende che non hanno lo statuto dei lavoratori, però siccome non lo sanno non vanno neanche a votare. Per cui c'è continuamente questa contraddizione tra volontà politica da una parte, mancanza di informazione dall'altra e poi mancanza di interesse, che è il terzo fattore, quindi è abbastanza complessa come situazione e neanche io so esattamente quale potrebbe essere la soluzione migliore, però certamente bisogna tener conto di questi problemi. Una mia curiosità, professore, allora mi espongo, credo che i primi 4 quesiti siano esposti in una maniera un po' anche complicata, rischiano, secondo me, di non essere proprio compresi, ma il quinto, quello sulla cittadinanza, potrebbe trascinare gli altri, le chiedo, perché dimezzare la cittadinanza da 10 a 5 anni è un tema caldo. Ci sono quelli come qui da noi che sono contrari, ma ci sono anche, lo dicono i sondaggi, mi corregga lei che è l'autorità in materia, che dicono che tanti cittadini invece vorrebbero lo ius soli, eccetera. Potrebbe questo quesito potrebbe essere quello, la chiave di volta per aumentare il numero di persone che andranno a votare, perché poi lo dico, ho fatto lo scrutatore per tanti anni, quando vai a votare per un referendum poi voti anche per gli altri, è difficile che uno prenda una scheda sola, almeno 30 anni fa era così, non credo sia cambiato molto. No, infatti la conseguenza è abbastanza ovvia, perché vado a votare più o meno voto per tutti, è capitato che c'era l'1% magari che non votava per gli altri, però secondo me è il contrario, cioè il referendum sulla diciamo, diminuzione degli anni di residenza per la cittadinanza è un referendum molto divisivo e moltissime persone non sono d'accordo su questo aspetto, mentre invece ad esempio l'introduzione del statuto dei lavoratori anche per le piccole aziende, adesso sapete che dai 15 in su, mettere anche tra i 5 e i 15 forse potrebbe essere più interessante per tutti, perché anche i lavoratori delle piccole aziende dovrebbero essere tutelati maggiormente. Sappiamo oggi che molti padroncini cattivi licenziano e assumono abbastanza indiscriminatamente per i fatti loro, che da un certo punto di vista è anche logico perché l'aziendina è loro, dall'altro però mette in gioco la vita così non soltanto lavorativa ma anche la vita delle famiglie coinvolte, mentre invece quello sulla cittadinanza è molto, ripeto, divisivo e la maggioranza, cioè a domanda la maggioranza degli italiani dice che è contrario, mentre invece sulla istituzione dello statuto dei lavoratori nelle piccole aziende la maggioranza è d'accordo, anche se poi non andranno a votare. Quindi insomma è un po' anche contraddittorio, perché sappiamo che il problema dell'immigrazione è molto vissuto, anche se poi quando troviamo un atleta che è straniero, che però corre per l'Italia perché che è nato qui, eccetera, poi sono tutti felici, no? Per cui insomma c'è la solita contraddizione. I calciatori neri alla Balotelli non piacciono se non sono calciatori, ma piacciono se lo sono, se vanno in nazionale, quindi vabbè, questo poi è un discorso lungo che magari faremo un'altra volta. Balotelli comunque, che si toglie la maglia in Inter Barcellona, io non l'ho ancora perdonato. Io amo Balotelli, ma che quando si è tolto la maglia no. Sì, da quel giorno l'ho odiato un po' anch'io, però quando giocava per l'Italia era una furia. No, tra l'altro, no, adesso torno serio. In realtà il tema dei lavoratori immigrati, per quanto si possa credere il contrario,
per quanto mi riguarda, è di una grandissima sensibilità, perché io negli anni '80, da dove vengo, il Triveneto, mi ricordo, vedevo questi ragazzi ero un ragazzo anch'io. Io andavo prima in motorino, poi in macchina a lavorare, e loro prima a piedi, poi in bicicletta, poi in motorino e poi con la macchina. Siccome erano Francia e Africa francese, sempre Renault 9 e Renault 11. E vedevo questi ragazzi che lavoravano, ci andavano a lavorare pieni. E secondo me l'immigrato che viene in Italia, che va a lavorare, ha più volontà di noi di fare il bene di questo paese, quindi andrebbe, cioè, le tutele devono essere uguali per tutti, però se un immigrato lascia il suo paese, viene qua e poi magari vede anche che con lo stipendio garantisce un tenore di vita migliore da dove viene, rispetto da dove viene, riesce a garantire l'istruzione ai figli, è prezioso. E quindi sfruttarlo, come succede, come ha detto lei, succede purtroppo non di rado, e chi sfrutta allora, chi sfrutta da ex operaio, chi sfrutta un lavoratore va colpito, chi sfrutta un lavoratore immigrato anche di più, perché forse fa ancora più danno. Sì, poi c'era anche un rancore diffuso tra queste etnie magari che vengono rifiutate, quindi poi arriviamo anche a comportamenti un po' criminali proprio a causa di questo rifiuto della società o di questa parte della società, quindi è un po' tutta una catena che si alimenta e risulta alla fine negativa. Al contrario, se fossero come adesso, parlando dei calciatori, Çalhanoğlu è un turco che però è nato oppure che si è trasferito in Germania da prestissimo e lì ha sempre vissuto lì tranquillamente, quindi ci sono altre realtà sociali e altre realtà in altri paesi dove gli immigrati sono, diciamo, entrano più velocemente a far parte della comunità che li sta ospitando, e quindi ci sono anche meno problemi, diciamo, di ordine pubblico, comunque di criminalità. Certo. Detto questo, per finire invece sul referendum, è ovvio che anche in questo caso arriveremo il giorno dopo del referendum, cioè il 10 giugno, se mi ricordo bene, a dire certo che come al solito abbiamo speso un sacco di soldi e non è servito a nulla perché poi non si arriva al quorum, e poi per ogni volta la cosa rimane lì, cioè non è che poi si ricorre a qualche misura diversificata come quella che dicevamo prima per evitare questi problemi. Vabbè. Però questo è il mondo politico italiano che insomma al momento sono tutti da concordi, dopodiché ci si dimentica e si passa ad altre cose più superficiali. È uno sport che in Italia funziona benissimo, è quello di spostare subito, quando c'è un problema parliamo di altro. È una cosa che a tutti i livelli, cioè a livelli, questo l'ho visto, professore, adesso poi chiudiamo, ma l'ho visto bene o male per quello che la mia vita personale, la catena più bassa, la catena alimentare più bassa è quella dell'operaio, quella un po' magari bene o male ho frequentato politici che erano anche viceministri, cose del genere. Ho avuto la fortuna anche di frequentare persone colte e anche la fortuna di frequentare persone umili. In Italia, che sia anche da dove vengo io, in Lombardia, in Meridione, quando c'è un problema subito si parla di altro. È una cosa, non ho esperienza, ma mi sembra che all'estero funzioni un po' diversamente. Un po' meno, sì. In Italia c'è il benaltrismo, che i problemi sono ben altri. Diceva, però adesso risolviamo questo. No, fa niente. Diciamo, prof, mi azzardo, faccio una battuta. Se vivessi su Marte, l'Italia sarebbe uno spettacolo bellissimo. Sì. No, infatti, più divertente della partita di ieri, insomma, con alti e bassi, a parte dall'alto, senza mai una risoluzione finale. Ieri comunque lo sport ha dato una bellissima dimostrazione. Tra l'altro lei parlava di Çalhanoğlu, è bellissimo vedere come Mkhitaryan armeno e Çalhanoğlu turco sono dei fratelli in campo. Sì, che sarebbero invece i grandi nemici. Anche perché Çalhanoğlu è nazionalista, lui ha scelto di giocare con la Turchia, sta con Erdogan, quindi è anche un certo impegno politico. Vederlo così proprio si percepisce a occhio nudo che sono fratelli lui e Mkhitaryan, e quindi lo sport facciamone di più, facciamo più sport che è meglio. Lo sport è meraviglioso perché proprio
esula da tutte le ideologie magari un pochino bellicose o comunque di grande odio reciproco. È una cosa che davvero fa fratellare tutti senza problemi di razza, di sesso, di genere e di colore della pelle. È una cosa splendida per quello. Ho esordito con l'Inter, una cosa che mi piace tantissimo di questa Inter è che dopo ogni partita i giocatori dell'Inter si abbracciano con gli avversari. Ieri c'era Rafinha che piangeva e veniva consolato da Darmian e Rafinha lo guardava, lo seguiva. Quindi significa che in campo se le danno, non risparmiano, però con rispetto, e questo è un altro messaggio. Quello che diceva lei, lo sport... l'aggressività stessa che è intrinseca nell'agonismo poi smorza invece quelle aggressività negative, nefaste, che guastano e avvelenano la vita quotidiana. Va bene, dopo queste parole che ci rientrano in cuore, ma purtroppo non fare passi avanti positivi nella società, ma solo nello sport. Accontentiamoci di questo. Intanto un primo passo. Prof, intanto allora io la prenoto, se posso usare questo brutto termine, per schede bianche, quindi l'avremo di nuovo ai nostri microfoni per parlare del suo prossimo libro che è di... Se mi manda un suo indirizzo di email, così, oppure anche così le faccio avere una copia appena esce. Perfetto, glielo mando via WhatsApp allora. Ok, magari anche un indirizzo fisico così le arriva. Benissimo. Grazie allora. Ringraziamo il professor Paolo Natale, che è anche consulente Ipsos e insegna scienze politiche. Andiamo a chiudere. Dunque, tolgo sì. Che... Questa cioè, cos'è questo? È una cosa, cioè, gli spiriti delle tenebre. Non ho fatto niente, non ho toccato nulla. È il mio orologio che è partito da solo. Guarda, senti quegli amici. Sei ancora vivo, nonno? È un mio amico interista. E suo papà è ancora più interista di lui. Sei ancora vivo, nonno? Io ufficialmente ho 93 anni, dopo ieri sera. Allora, c'è Manzoni, vecchia sta barzelletta. Ieri ho incontrato tua moglie, l'altro risponde anch'io la tua, ridendo e scherzando è caduto dal letto. Ti meriti Soran. Allora, la morte, il sublime, alla portata di ognuno. Io vorrei sapere che fine hanno fatto i Navigator di quelle merite cazzate inventato. Non ti censuro, Manzoni, ma non si sa mai, se io riportassi questo termine, non si sa mai. Comunque condivido in pieno i Navigator di Giuseppe Conte. Che fine hanno fatto? C'è una telefonata. Pronto? Vediamo. Sentiamo chi è in onda. Pronto? Sì, un attimo solo. Pronto? Pronto? No? Pronto? Eccolo là. Perché gli rovino la festa oggi, dai. Se il minimo, vedo che lei sta in un'euforia incontenibile, non si sa dovuta a che cosa, ma io penso che ieri ci sia stata una squadra che abbia giocato al calcio, la bellezza del calcio, e una che ha fatto l'anticalcio è pure fortunata. Cioè io ho visto proprio la bruttezza del calcio proprio fatto persona, quello che vive sulla furbizia, sul mettersi dietro, contro una squadra che esprimeva un calcio totale, fenomeni assoluto, Jamal, Petri, Rafinha. Cioè io una delle vittorie più brutte, infami della storia del calcio non l'ho mai vista. Mario, ho paura, glielo dico a cuore aperto. Io ho paura che lei la viva male. Cioè, lei se la vive male. Io mi auguro che, come le chiamano a Roma, le tre strisciate, Inter, Juve e Milan, le tre strisciate, come le chiamiamo a noi. Ieri c'è stato anche un arbitro favorevole,
E io mi auguro che il calcio brutto, il calcio di cui si fa parte, anche l'Inter di Herrera, Mario, mi permetta, anche l'Inter di Herrera, se mi fa finire il discorso, se no Mario, con bonomia. anche l'Inter di Herrera giocava sul contropiede. Sì, L'Inter è una squadra brutta. Mario, con bonomia. Lei ma è riuscito anche a vedersi brutti personaggi, brutto Acerbi, brutta cosa. Mario, lei da quando mi ascolti un attimo, guardi che le dico una cosa saggia. Lei nella vita, Mario, lei nella vita ha mai provato a vivere un istante senza odiare qualcosa o qualcuno? Perché io ho l'impressione che lei se non odia qualcuno non trova ragione della sua esistenza. No, Mario, si fa. Allora, io devo chiudere perché sono le 14:02. Io le do un suggerimento. Provi a guardarsi dentro, accenda una luce dentro di sé e prova a chiedersi se lei riesce a esistere senza odiare. Perché io ho paura che se lei non odia, non trova i confini della sua esistenza. Se lei non odia, sparisce. Ma ascolti Mario, il fatto che lei senza odiare non esista, mi consenta, il fatto che lei senza odiare non esista è un problema suo. Il fatto che lei senza odiare non esista è un problema suo, non può fare un problema nostro. Comunque può intervenire quando vuole. Mario, senza censura, devo chiudere perché sono le 14:02. 14:03. Mario, devo chiudere perché c'è la pubblicità, altrimenti Vincent mi toglie il saluto. Comunque può intervenire quando vuole. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Cosa vuoi? Io. Hai capito che ho avuto la mia voce, che questo lo so. Mi devi aiutare. Voglio sapere che ho tutto
Faccio quello che voglio quando voglio. È armato e controlato. Forse ho colpito troppo forte. La cosa di accountant 2 da 24 ore. In fondo alla strada c'è un la morte. Nuovi orrori ti attendono. Non puoi l'unica via di fuga è sopravvivere fino all'alba. Che cos'è? Anche un po' fino all'alba. Vi presento un eroe invincibile, più forte della somma di tutti gli Avengers che presto sarà conosciuto come l'eroe più potente del mondo. Senti, ha perso il controllo, è pericoloso. Bucky, hai le persone sbagliate. Tu ti hanno fatto così. Potete cambiare qualcosa adesso o conviverci per sempre. Essere un eroe. Salvare le persone nelle strade. Ragazzi, finita la terapia? Per raggiungere la gioia. Non siete gli eroi più potenti del mondo. No, noi siamo i Thunderbolt! E Michael Fassbender uccideresti per me? Farei qualsiasi cosa per te. La regista Steven Soderbergh è una violazione. Io gioco dal 30 aprile al cinema. Sarà il regista premio Oscar Mel Gibson. Mark Wahlberg. Trappola ad alta quota dall'8 maggio al cinema. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pesca dalla rete, le interviste di migliaia pescatori, tutta la pesca con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro. Eccoci, allora, c'è una telefonata e poi c'è più Parlamento con Davide Bergamini. La parola chi ce l'ha intanto? Alberto, ciao Sammy. No, sono Pellegrini, mi dispiace per te. Scusami, comunque volevo intanto dirti una cosa, che la pazienza che hai è a prova di fisico, perché veramente suonate la gente impazzante. Poi parlassimo di robe serie tipo uscire dall'euro, dalla comunità europea, ma parliamo di calcio, ragazzi, ma basta cazzate. Ti chiamavo per questo, ho sentito con grande attenzione la tua intervista col professore. Io volevo portare due considerazioni. La prima è che fidarsi del popolo va bene, ma ci devono essere delle cautele. Cosa voglio dire? Il fatto che i padri costituenti abbiano messo il quorum al 50% era proprio per, come dire, mettere insieme la giusta volontà del popolo di partecipare, che comunque è limitata ad ambiti ben precisi,
non può essere propositivo altre cose, perché noi siamo una democrazia rappresentativa e o cambiamo questa roba, che si può fare, e facciamo come la Svizzera, come l'America, come la Germania, quindi seghiamo via una Camera e facciamo delle altre robe, oppure è giusto che ci sia, secondo me, un limite del 50%, perché se uno non vuole andare a votare, non è che questo è un comportamento antisociale, semplicemente potrebbe anche dire: lo delego ai miei rappresentanti politici, alle persone che io eleggo. Io non ho mai saltato un'elezione, ma ho saltato tantissimi referendum, anche perché non serve ricordare a gente che ha una certa età come te, come me, tutte le cose fatte dai radicali strumentali, dal PD, dal PC, eccetera, eccetera. Per cui va bene lasciare il 50%. Se no, bisogna cambiare la modalità rappresentativa e fare delle altre cose. Ti volevo dire questa cosa e ringraziarti così degli spunti che ci dai di riflessione. Generoso, troppo buono, ti ringrazio. E allora, comunque non sono io, sono gli ospiti che puntualizziamo. Quelli cerco di sceglierli con cura, poi ogni tanto abuso del microfono, cioè, faccio abuso di microfono, succede, ed è un po' può capitare, però quello che conta, anche perché poi a me interessa molto quello, anche a me come a voi interessa sentire quello che dicono gli ospiti, quindi è come se fossi uno di voi, cioè, anche se ho il microfono dalla parte del manico, poi quando ascolto, intervisto queste persone, l'interesse è medesimo. Allora, abbiamo qui Parlamento e parliamo di un tema delicato come la sicurezza. Qui Parlamento. E allora abbiamo Davide Bergamini, che è segretario della commissione di inchiesta sugli effetti economici derivanti dalla transizione demografica e che è anche il commissario leghista nel capoluogo felsineo a Bologna. E anche a Bologna, come nelle grandi città, c'è questa sinistra che si scatena contro il DL sicurezza, nonostante questo provvedimento, per esempio, a me personalmente mi interessa moltissimo il provvedimento che riguarda gli occupanti abusivi di case, soprattutto poi quando occupano case di pensionati che sono andati a farsi una visita medica, poi trovano questi personaggi e non si può intervenire. Ho già detto un sacco di volte che non mi va bene vedere, comunque tutti stiamo dalla parte delle forze dell'ordine, ma quando questi occupanti abusivi chiamano i carabinieri e i carabinieri arrivano di corsa, se viene qualcuno a rubare a casa mia, io chiamo i carabinieri non vengono, questo mi dispiace. Grazie a questa legge i carabinieri arrivano e possono cacciare questi personaggi. È uno dei provvedimenti previsti che personalmente trovo addirittura indispensabile, perché non è un paese civile quello che permette a qualcuno di occupare le case degli altri. Ma poi ci sono tanti altri che tutelano le forze dell'ordine quando vengono picchiati da quelli dei centri sociali. Quante volte abbiamo visto i filmati, ma la sinistra non ne vuol sapere. E il taser, anche Davide Bergamini ha sottolineato come contro il taser ha un effetto deterrente enorme, perché il delinquente, se andate a vedere, il delinquente se si trova in una determinata situazione sapendo che il poliziotto non può sparargli, scappa. Se invece il poliziotto ha il taser, sapendo che può prendersi una scarica di quelle giuste, si ferma. Ho visto anche dei filmati, è capitato di vedere dei filmati. Davide Bergamini, sto parlando io, ma è lei che deve spiegarci un po' come stanno le cose. Intanto la ringrazio davvero moltissimo e benvenuto ai nostri microfoni. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Ma guardi, lei ha già spiegato molto bene, io voglio rimarcare anche questa situazione perché è quasi paradossale, no? Noi abbiamo, come Lega, stiamo portando avanti quello che è il decreto sicurezza, che come ha giustamente spiegato lei prima, prevede una serie di azioni che noi riteniamo assolutamente azioni di buon senso, perché si vanno a tutelare le forze dell'ordine, quindi con l'introduzione anche delle bodycam per gli agenti e l'uso del taser a sostegno proprio di quello che è l'operatività che fanno tutto il giorno. Io voglio ricordare a proposito di taser, abbiamo visto anche ieri a Bologna cosa è successo, che per fermare
uno straniero impazzito in mezzo alla gente, in mezzo alle persone, ai cittadini normali che a colpi di forbice cerca di accoltellare uno all'altro, il taser è assolutamente uno strumento che diventa fondamentale per la sicurezza dei cittadini, ma anche per la sicurezza e per la prevenzione degli uomini e delle donne delle forze dell'ordine, perché riescono a immobilizzare un soggetto quando poi non ci sarebbe altro modo, dando mezzi ovviamente più devastanti o lasciarlo fare. Quindi questo permette sicuramente alle forze dell'ordine di poter fermare chi, come in queste situazioni, impazzisce. Quello che lascia l'amaro in bocca è che ci sia sempre una parte della sinistra che invece va a creare polemica su questi fattori, quindi una sinistra che dice no al taser per le forze dell'ordine, una sinistra che dice no ai CPR che noi abbiamo portato avanti invece con forza, che sono assolutamente essenziali per riportare i delinquenti nei loro paesi di origine, una sinistra che dice no alle zone rosse, che invece sono assolutamente utili per gestire certe situazioni nelle città che diventano ovviamente difficili da gestire in altro modo e dove ci sono delle pericolosità che sono oggettive. Quindi noi restiamo sempre meravigliati di fronte a chi invece di stare dalla parte del buonsenso, dalla parte del cittadino che paga le tasse, dalla parte delle forze dell'ordine che difendono quel cittadino che paga le tasse, ci sia qualcuno che deve sollevare polemiche dicendo che il taser non è uno strumento utile, dicendo che i CPR non servono, dicendo che le zone rosse non servono, e quindi cerca di nascondere, sempre cavalcando quella politica di buonismo che poi ha portato negli anni ad avere certe situazioni come a Bologna, ma in molte altre città italiane, situazioni devastanti dove invece una politica attenta, una politica che risponde a quello che è un'esigenza del territorio dovrebbe assolutamente andare a condannare e a bloccare immediatamente questo serie di atteggiamenti. Io oltretutto storia di stamattina, oltre all'episodio di ieri di Bologna, stamattina 5 nigeriani hanno scatenato una rissa a bordo di un autobus sempre a Bologna. Ora lei capisce che quando un cittadino si trova su un autobus che lo usa per andare a scuola, andare al lavoro, andare in ufficio, andare a fare la spesa, dovrebbe avere quella tranquillità di non trovarsi 5 nigeriani che a colpi di macete e a cocci di bottiglia cercano di picchiarsi o si accoltellano fra di loro. Quindi qui non è più una situazione, un singolo episodio, è diventata una situazione che in alcune città la possiamo definire strutturale e servono delle azioni forti e incisivi che permettono di prendere sta gente, se c'è bisogno di usare il taser, rinchiuderli all'interno di un carcere e rimandarli a casa loro, perché comunque non possiamo più tollerare, come diceva prima lei, certi atteggiamenti come le occupazioni abusive delle abitazioni, perché uno se ne va in vacanza, non utilizza l'abitazione che non ha bisogno e qualcuno si prende il diritto di poterla abitare senza pagare un affitto in modo non autorizzato e il delinquente diventa quasi proprietario di casa perché c'è qualcuno che comunque va sempre a difendere chi invece assolutamente non ha nessuna ragione di poter portare avanti certi atteggiamenti. Quindi noi come Lega siamo sempre stati molto attenti, continuiamo a portare avanti questa politica, siamo certi di essere dalla parte giusta, dalla parte corretta, perché siamo a fianco dei cittadini nel risolvere quello che sono dei problemi quotidiani delle grandi città che oggi comunque non è sempre per puntare il dito dal punto di vista politico, ma spesso le città dove avvengono più avvenimenti di questo tipo sono proprio quelle città che sono amministrate dalla sinistra. Io dico, sono della provincia di Ferrara, sono anche sindaco di un piccolo comune, ma io ho visto una città come quella di Ferrara, per portare un esempio, che abbiamo il nostro sindaco Alan Fabri, che nel 2019 è diventato sindaco con dei grossi problemi anche da noi di mafia nigeriana. C'era un quartiere che era assolutamente devastato dai nigeriani, un quartiere che era dedito allo spaccio, alle risse con macete e cocci di bottiglia. Abbiamo visto la città trasformata, quindi io credo che anche una buona politica di un buon sindaco, di una buona giunta che faccia attenzione, che stia attenta a certe situazioni cittadine senza giustificare certi personaggi perché sono stranieri, perché arrivano, perché non capiscono la lingua, perché poi ci si nasconde sempre sotto a false giustificazioni. Una buona politica amministrativa anche a livello comunale sia assolutamente propedeutica a migliorare la città, sia utile anche per aiutare a sostenere le forze dell'ordine. Io ho visto Ferrara anche con la polizia locale, si è fatto un lavoro straordinario che ha ripulito interi quartieri
e in collaborazione con le forze di polizia, quindi con Polizia, Stato e Carabinieri, si è creato quel tessuto, quell'intreccio di informazioni, quella collaborazione che ha permesso oggi di avere una città libera da quello che prima erano le risse quotidiane e lo spaccio, e di dare certi parchi, certe zone della città di nuovo in mano ai cittadini, che ne hanno diritto di poter stare tranquillamente col proprio figlio o proprio nipote nel parco senza avere di fianco qualcuno che si prenda colpi di macete. Quindi la politica può fare qualcosa, noi stiamo portando avanti questo decreto a livello nazionale in Parlamento, ma credo che anche a livello locale le amministrazioni debbano smettere di giustificare, certe amministrazioni di sinistra debbano smettere di giustificare certi atteggiamenti, e addirittura siamo arrivati all'assurdo perché c'è anche qualcuno che da sinistra va a colpevolizzare a volte gli agenti di polizia o le forze dell'ordine perché ritengono che certi atteggiamenti siano magari troppo forti nei confronti di chi si mette a colpire la gente per strada. Io mi chiedo cosa dovrebbe fare di più un agente, oltre che fermare una persona che sta coltellando i cittadini per strada, per quale tipo di colpa deve avere. Sta compiendo un'azione invece a tutela di tutti, a tutela della comunità, e io penso che quella gente vada premiato perché è riuscito a fermare un delinquente che in quel momento lì poteva assolutamente recare danni a persone che si trovavano lì in modo inerte, che magari stavano andando a scuola a fare la spesa o si stavano recando al lavoro. Ecco, Bergamini, volevo chiedere, lei è più giovane di me, ma viene da una regione rossa, quindi diciamo gli ultimi colpi di coda del PC credo abbia avuto modo da ragazzino di vedere. Cosa è successo al PC? Io mi riallaccio anche a un intervento di un ascoltatore all'inizio, ancora prima di questo suo intervento. Io mi ricordo che il PC comunque, per quanto le idee fossero non condivisibili, eccetera, aveva un'idea della giustizia chiara, no? Chi ruba sbaglia e non ci sono se, non ci sono ma. Adesso abbiamo gli eredi del PC che addirittura hanno il taser, chiudono gli occhi sulle occupazioni, chiudono gli occhi su chi deruba, e poi chi viene derubato? La parte più debole, più indifesa, gli anziani, i meno abbienti, perché chi ha un grande sistema, cioè i ricchi hanno sistemi di sicurezza talmente sofisticati che ben difficilmente i ladri vanno da loro, quindi vanno da noi persone comuni che magari al massimo abbiamo la porta blindata o neanche quella. Ecco, lei che viene proprio lì, che come leghista immagino abbia anche combattuto veramente parecchio, cosa è successo al PC? Guarda, io dico sempre che fare il leghista in Emilia Romagna non sia facile, perché comunque, come ha detto giustamente lei prima, è una zona rossa da sempre. È una zona rossa che però è cambiata, sta cambiando. Io, ad esempio, in provincia di Ferrara abbiamo molti sindaci che sono della Lega, molti sindaci di centrodestra, e quindi la provincia oggi, noi ad esempio lo scorso anno è stata la prima volta nella storia che abbiamo eletto un presidente della provincia di centrodestra, quindi questo è un segnale forte. Su Bologna sicuramente la sinistra è molto radicata, però quello che è successo, io mi ricordo il PC, ero un ragazzino, no? Quando si facevano le discussioni in famiglia dei nonni, che si parlava della debolezza del PC, però c'era un PC che era comunque con un'idea politica spostata a sinistra, ma che era a fianco del cittadino, era quello che portava avanti certe tematiche che si sono perse, e io credo che la grande forza della Lega sia stata in territorio, ad esempio come in Emilia Romagna, come a Ferrara è successo, è quello di prendere proprio quello spazio, no? Quindi dove prima c'era il PC che magari ascoltava il cittadino e portava avanti certe istanze, si è perso perché abbiamo avuto una sinistra che non ha più nulla a che fare con quello che erano probabilmente i fondamenti del PC dell'epoca, che ha dimenticato il cittadino e ha preferito i salotti, le banche, le multinazionali, portando avanti certi tipi di politica, dove noi invece come Lega siamo stati molto bravi, perché oggi ho visto anche nelle città, quando qualcuno ha un problema vero, quello di tutti i giorni, la prima cosa che fa cerca qualcuno della Lega per andare a cercare, perché sa che comunque è quello un po' il rompiscatole di turno, mi passi il termine, che poi porta avanti le istanze attraverso quelli che sono le varie figure istituzionali, che possono passare dal consiglio comunale, a quello regionale, al parlamentare stesso. Quindi ci siamo occupati di quei temi della gente. Cosa succede? Poi che a un certo momento la sinistra si trova, a mio parere, in carenza di voti, e quindi oggi c'è anche una strumentalizzazione all'inverso da parte loro, cercando di giustificare certi atteggiamenti, perché poi quelle persone sappiamo che
attraverso una politica della giustificazione, attraverso una politica che può essere quella poi di far diventare cittadini italiani, potrebbero essere i loro nuovi elettori di domani, no? E quindi io credo che sia un po' questa rincorsa nel giustificare certe situazioni che sono, a mio parere, ingiustificabili, che dovrebbero essere condannate senza se e senza ma da qualsiasi parte politica, e non possiamo continuare a permettere che qualcuno che arriva su un barcone da un paese straniero, oltretutto dove non ci sono problematiche di sorta a livello di sicurezza, debba per forza continuare a giustificare certi atteggiamenti, perché è una situazione che è paradossale, se non assurda, perché non possiamo assolutamente continuare in questa strada. La sinistra impari di nuovo a riprendersi il proprio posto, stare di fianco ai cittadini e fare in modo che non siano più interferenze da questo tipo, su questo tipo di discorsi, perché siamo arrivati oramai al ridicolo, no? Quindi difendere chi continua a delinquere, a mettere a ferro fuoco le città, come quando ci sono certe manifestazioni che c'è chi distrugge negozi, vetrine, automobili di persone che magari la mattina si devono fare alle 5 per andare al lavoro e trovano l'auto distrutta. Io credo che sia un atteggiamento che non può trovare nessun tipo di giustificazione, nemmeno su qualsiasi tipo di manifestazione si possa fare, perché se tu vuoi manifestare una qualsiasi idea lo puoi fare pacificamente senza mettere a ferro fuoco una città, senza fare scontri con le forze di polizia, chiedendo quelle che sono le autorizzazioni necessarie per poter manifestare, e se non ti vengono date non devi manifestare. Non possiamo continuare a giustificare poi certi atteggiamenti e condannare il poliziotto che invece per fare ordine pubblico e per salvaguardare la salute, il lavoro del cittadino onesto, magari poi se arriva lo scontro, qualcuno va a finire all'ospedale e poi si viene strumentalizzato il ragazzo a terra, mentre c'è il poliziotto che per fare il proprio lavoro magari ha solo la colpa di aver fatto quello che doveva fare, no? E purtroppo dobbiamo uscire da questo sistema. Io credo che col decreto sicurezza si possa fare un grande passo avanti, e soprattutto con questo governo ci sia la volontà di sostenere quegli atteggiamenti leciti, stare a fianco delle forze di polizia e soprattutto stare a fianco dei cittadini onesti che alla mattina si alzano per andare a lavorare. Sicuramente. Allora, siamo arrivati alla conclusione. Ringrazio allora Davide Bergamini per questo qui Parlamento e a risentirci presto, naturalmente. Grazie a voi, a presto. Grazie. Qui Parlamento. Allora, facciamo niente musica, facciamo azione Super Lepre, andiamo, c'è un SVG e poi prepariamo qui Parlamento. Segui la Lega, che qui Parlamento l'abbiamo appena fatto. Dunque, sondaggiato, rilevamento demoscopico. Allora, SVG per la 7, Fratelli d'Italia 30,1, PD 22,5, 5 Stelle 12,2, Lega 8,6, Forza Italia 8,4, Verdi e Sinistra 6,4, Calenda 3,5, Italia Viva Renzi 2,8. Togliamo la condivisione e partiamo con la sigla di Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Quante cose si possono fare? Firmare, abbiamo parlato appena adesso del DDL sicurezza, e se firmate su questo sito potete firmare per sostenere il difendiamo chi difende gli italiani, sempre al loro fianco per la nostra sicurezza. Queste firme rafforzano anche le proposte leghiste nel DDL sicurezza. Poi c'è il calendario delle feste, poi la possibilità di iscriversi alla Lega, è molto facile, 10 euro. Li si può versare anche tramite PayPal senza nemmeno si necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitata la maggiore partita postale, ma in mezzo c'è Poste Italiane. Noi raccomandiamo ampi gesti apotropaici alle femminucce e ai maschietti e a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, la tessera Lega Salvini Premier. Poi abbiamo il gesto di autodeterminazione civica, il D43, il 2 per 1000, non vi costa nulla assolutamente.
però potete dire allo Stato dove spendere questi soldi. E questo è un redazionale della Lega, quindi noi con gioia nel cuore vi indichiamo D43 nel tuo 2 per 1000, D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. E poi ci sono le apparizioni degli eroi, le apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega, i politici. Riccardo Molinari, presidente del gruppo parlamentare a Montecitorio, alle 15, Rai 3, oggi pomeriggio. Più tardi alle 17:20 Radio Cusano con Susanna Ceccardi, l'europarlamentare. Sempre oggi Roberto Marti, senatore Roberto Marti, Rai Radio 1 alle 18:45. Domani 9:30 del mattino, rubrica Start, emittente Sky TG24, ancora con Riccardo Molinari. Sabato alle 10:05 del mattino con Isabella Tovaglieri, appunto Europa su Rai 3. Possiamo fermarci.
lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Semi, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca. A che cosa serve? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico? Ecco, Bronco-Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco-Free è la soluzione ai vostri problemi. Io oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco-Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco-Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco-Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco-Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Allora, eccoci sempre in diretta, sempre Radio Libertà. Oggi non è che fate i convenevoli formulaici, ma comunque siete in simultanea con noi, con Sveva, meravigliosamente sotto la comando di energia tecnica quando sono scoccate le 14.38. E andiamo ad affrontare un tema molto 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 delicato. Dopo aver parlato dei referendum, parliamo di quello che sta succedendo in Europa con chi non è allineato con Bruxelles, perché nell'articolo dell'altro giorno Ocone cita Agatha Christie, no? 3 indizi fanno una prova, e quindi Marine Le Pen, Georgescu in Romania e adesso l'AfD. Io aggiungerei, anche se bisogna andare indietro negli anni, quello che è accaduto alla Lega, i 49 milioni. Io ho messo nella presentazione di questa trasmissione, ho messo il link di un articolo di un intervento di Franco Becchis, che non è certamente non è di sinistra, ma non è leghista, che spiega perché quell'indagine, anche quella condanna, fosse un abominio giudiziario, perché quei soldi non sono mai esistiti, i 49 milioni, nel senso che sono stati spesi come sono stati spesi tutti i contributi per il partito. Il PD ne aveva spesi 120. Ci sono state certo delle irregolarità, ma anche lì comunque, guarda caso, la Margherita aveva avuto lo stesso tipo di problematica, invece di essere 49 erano 25 milioni, fu incolpato il tesoriere, certo, perché la Margherita poi convogliò nel PD, che era DS, e non poteva portarsi 25 milioni di debiti. Però vedete anche voi, insomma, capite anche voi il diverso comportamento. Ma lì siamo lontani, poi giochiamo in casa, eccetera. Invece quello che sta succedendo anche in questi giorni in Germania, i servizi segreti si sono occupati dell'AfD. Insomma, qualcosa non torna. Allora, ne parliamo con Corrado Ocone, che abbiamo in collegamento e che ringraziamo. Bentornato ai nostri microfoni, dottor Ocone. Buongiorno. Sì, in effetti la situazione è quella che insomma illustrava lei. In effetti ormai sono un po' troppo i casi in cui insomma l'avversario politico viene eliminato non
con le armi della politica, quindi con la convinzione, la persuasione e anche successivamente con come dire, il voto dei cittadini, ma viene eliminato all'inizio attraverso delle procedure giuridiche più o meno infondate sostanzialmente. E allora il discorso da fare secondo me è questo. Ecco, poi la cosa che insomma è soprattutto rilevante è che ad essere eliminati non sono forze politiche estremiste che rappresentano pochi elettori, forze marginali, ma sono forze in procinto di prendere il potere, quindi è un modo proprio di eliminare l'avversario. Ma la cosa che bisogna considerare è questa, che secondo me le parole migliori le ha dette nel famoso discorso di Monaco il vicepresidente Vance, quando dice: la democrazia, ammesso e non concesso che siano vere le influenze russe in Romania, eccetera, la democrazia, se è forte, non può avere paura di queste, insomma, di queste influenze. Probabilmente è un segno di debolezza delle nostre democrazie quello di ricorrere all'arma giudiziaria o alla degradazione morale per sconfiggere il nemico politico. Ma il fatto è questo, che poi molto spesso ad un'analisi obiettiva queste accuse sembrano un po' infondate, nel senso che le spiego. Allora, io mi sono studiato un po' il programma dell'AfD e sicuramente nell'AfD ci sono un po' alcune teste un po', come posso dire, allegre, che ogni tanto se ne escono con delle affermazioni discutibili o anche che potrebbero richiamare che sono momenti tragici del passato, però se io devo attenermi al programma del partito, il programma non solo non è affatto estremista, ma addirittura si dice una cosa che dovrebbe essere palese, che nazismo e comunismo si equivalgono e che comunque non è quello l'obiettivo del partito stesso, però insomma probabilmente allora queste accuse, oppure nel caso della Romania, ieri c'era l'intervista al probabile nuovo presidente Signon, il quale diceva: no, io in politica estera seguirò le orme del governo italiano, quella della Russia è un'aggressione. Allora è strano questo, insomma, che dobbiamo pensare che Breffi, cioè, la grande stampa ci ha presentato Signon come un filo russo, insomma, quindi anche questo un po' contrasta. Allora, il problema fondamentale è che secondo me qui è in atto una lotta fra elite, fra le elite rappresentanti il vecchio mondo e le elite nuove che vorrebbero emergere e che il vecchio potere in qualche modo cerca di arginare in questo modo, che poi è un modo sbagliato, perché sortisce l'effetto contrario, cioè io non dubito che molti voteranno FD non perché convinti dal programma di FD, ma perché non accettano che insomma una forza che raggiunge un livello di consenso così ampio sia messa fuori gioco, così come molti voteranno per Signon e non per l'altro candidato, quindi è una logica pure cieca, stupida, però un potere quando è debole cerca tutto per difendersi e quindi c'è un'idea di democrazia controllata, ma questa cosa di democrazia controllata non è una cosa che mi invento io, è una cosa che è stata messa in luce da studiosi autorevolissimi da diverso tempo. Tra l'altro c'è tutta una corrente di pensiero di cui di studiosi stimabilissimi che parlano dell'Unione Europea come un esperimento di liberalismo autoritario, che però sostanzialmente mettono in luce proprio questa in termini poi filosofici, visto che io insomma mi occupo di filosofia, sono filosofo, diciamo,
si dice possiamo usare l'espressione di Michel Foucault, diciamo che con il tempo nel nostro Occidente la governamentalità è una parola brutta che ora cerco di spiegare, si è sostituita al governo, perché il governo presuppone la mediazione fra idee diverse e comunque ha alla base una politica fatta di scelte, mentre la governamentalità è un pensiero unico, mainstream, che vuole imporsi a prescindere. E questa governamentalità noi lo vediamo quando ci viene detto, lo dice l'Europa, non possiamo fare altrimenti, non ci sono alternative. E quindi ogni spazio della politica in questo modo viene tagliato alla radice. E quindi insomma solleva molti problemi anche teorici questo avanzare della giurisdizione, che poi è l'altra faccia pure dell'avanzare della cultura woke, perché comunque sono due pensieri unici che potrebbero fare a meno della politica, e quindi ha molto da dire allo studioso. Quindi poi indipendentemente cioè qui non si tratta di difendere AfD oppure di difendere la Le Pen, insomma, o quantomeno ognuno su questo può avere le sue idee proprie particolari. Però il problema mi sembra che sia più generale, radicale, e sia il problema che è la democrazia che mette in discussione i suoi stessi metodi, insomma, e questa è forse una deriva pericolosa. Ecco, su questo secondo me dobbiamo stare molto attenti. Infatti, dottor Occone, quello dove non tornano i conti è che la democrazia è riconoscimento reciproco, è condivisione di determinati valori. Qui abbiamo qualcuno che decide cosa va bene e cosa non va. E lei nel suo articolo richiama anche i principi liberali che in questo modo vengono completamente distrutti. No, ma poi anche scelta fra valori contrapposti. Invece qui se io devo scegliere solo in un determinato senso, insomma, esercito la democrazia per modo di dire, come posso dire. Quindi assolutamente è tutto un paradigma che viene messo in discussione. La cosa però, ecco, poi che fa specie, paradossale se vogliamo, è che si accusano queste forze di mettere in discussione la democrazia, mentre sostanzialmente la democrazia è già stata messa in discussione da chi fa queste accuse. E quindi io ripeto, non voglio, anche, insomma, si può anche non dare giudizi di valore, però il problema, il mio ragionamento è proprio sulle forme della democrazia che stanno venendo meno, che sono venute meno. E quindi diciamo Trump, però sì, Trump sembra quasi un po' il capro espiatorio nella sua imprevedibilità, mentre forse, ecco, anche il tentativo di Trump, con tutte le sue contraddizioni, col carattere della persona che forse non siamo ancora riusciti a capire fino in fondo, eccetera, però io lo vedo come una riaffermazione della politica, della volontà della politica di prendersi degli spazi, e della politica democratica quindi, di prendersi degli spazi che gli sono stati sottratti. Io poi nel mio articolo facevo l'esempio del dispotismo illuminato, che insomma è un esempio che in parte solamente, diciamo, è calzante, cioè stando alla narrazione, diciamo, delle classi dominanti europei soprattutto, loro sono gli illuminati e sanno meglio dei cittadini cosa è bene per loro. Bene, questo diciamo pedagogismo che sa molto di stato etico, oppure questo paternalismo, è stato ciò che più è stato combattuto dai liberali, diciamo, nella storia del pensiero politico. Mi sembra che facesse l'esempio di Kant, cioè Kant dice proprio questo, dice gli cittadini si diventa cittadini quando non si è trattati più come degli infanti che hanno bisogno delle dande del genitore per camminare.
cioè il cittadino viene trattato un po' come un bambino che deve essere guidato per mano perché da solo non sa scegliere, non sa quale fare il suo bene. E quindi su tutte queste cose ci vorrebbe meno consenso unanime del mainstream culturale e più una riflessione. Ripeto, non si tratta solo in seconda istanza di scegliersi la parte con cui giocare, ma in prima istanza si tratta proprio di una riflessione sulle regole del gioco che sono saltate proprio da parte di chi si presenta come fautore, diciamo, della democrazia, ecco. Anche perché mi sembra di poter dire questo tipo di atteggiamento in realtà denuncia una profondissima debolezza, perché 80 anni fa, in tempi sanguinosi, no? Era appena finita la guerra civile, uno che non era certo tenero con gli avversari politici come Togliatti, nonostante gli avessero detto di non farlo, ammette il MIS, l'MSI, che in pratica era l'erede, il partito che ha dato un certo senso, una Ma anche continuità. perché lì c'era, diciamo, una concezione alta della politica. La politica, anche se ci sono delle forze estremiste, poi diciamo parlare di forze estremiste dipende sempre dal punto di vista in cui uno si pone, però anche se ci sono delle forze che uno giudica antisistema o comunque critiche, il vero politico democratico fa in modo prima di tutto ne capisce le esigenze che esprimono queste forze, poi fa in modo da integrarle. Invece la politica dei muri, dei cordoni sanitari non porta da nessuna parte perché aumenta la conflittualità e nello stesso tempo è controproducente anche dal punto di vista di chi le mette in atto, perché permette che poi le forze che si avversano crescano ancora di più. E quindi sì, nella prima parte della Repubblica era molto forte questa convinzione, pure con gli ex, per esempio fu vietato la ricostituzione del partito fascista, però si disse pure che i fascisti solo per un periodo non avrebbero, chi aveva ricoperto cariche importanti del fascismo solo per un periodo non avrebbe potuto farlo nella Repubblica, mi sembra per 5 anni, se ricordo bene, nelle cosiddette disposizioni transitorie. Mentre oggi, insomma, lo stigma di fascista che viene dato a sproposito quasi sempre serve proprio per eliminare, e quindi è una scarsa consapevolezza democratica, cioè ecco, per esempio la sinistra non ha un DNA democratico perché non concepisce la democrazia come lotta fra opposti, come confronto fra opposti e ricerca di mediazione. Cioè l'avversario non lo vuole eliminare con le armi della politica, ma lo vuole eliminare o moralmente o appunto servendosi del potere governamentale dei giudici, come abbiamo detto poc'anzi. Tra l'altro poi è anche proprio parlando terra a terra, questa contrapposizione rischia di irrigidire ancora di più, no, la parte avversa. Chi si sente perseguitato si sente ancora di più dalla parte della ragione. Perciò è anche secondo me stupida come strategia, ecco. Però probabilmente una classe, una elite, una classe al potere quando è in difficoltà le prova tutte per sopravvivere. Insomma, vediamo un po' quello che sta succedendo pure in Francia, come posso dire. Quindi sì, assolutamente pure stupido, non è politico, cioè non è la politica, la grande politica che appunto si fa in un altro modo, ecco. E cosa possiamo aspettarci? Che sbocco possiamo vedere? Perché io credo che insomma molto dipende dall'America, perché poi tutto sommato quello che è successo in America ha avuto sempre un impulso in Europa, nel mondo intero. Bisogna vedere un po' la rivoluzione trumpiana, chiamiamola così, come procede, cioè se in qualche modo Trump riesce a continuare ad essere credibile presso i suoi elettori oppure commette degli errori
di prospettiva che fa. Perché ecco, diciamo, se insomma Trump riesce a far esaltare la parte positiva che è molto abbondante del suo programma, casomai pure insomma agendo in un modo più prevedibile, come posso dire, e non imprevedibile qual è, se convince gli elettori e se soprattutto la cultura woke, io per esempio pure la questione dei dazi la vedo come una lotta da lui introdotta con i mercati, cioè per ridare spazio alla politica, cioè perché i mercati sono importanti, sono fondamentali in un'economia capitalistica, però anche la politica non può essere assoggettata ai mercati, e quindi io la leggo anche un po' come un tentativo di questo genere, però dove alla fine vince il più forte. Molto probabilmente potrebbe anche essere sconfitto Trump, però se Trump non è sconfitto, se su alcuni possiamo dire che è stato il classico uomo della provvidenza che ha rimesso in qualche modo il mondo sui caldi, e poi altri in altri modi continueranno la sua politica. Quindi insomma è difficile fare previsioni, però credo che ancora oggi molte delle sorti pure dell'Europa dipendano da quel che succede oltre Atlantico. E siamo in chiusura, quindi ringrazio ancora Corrado Cone per il suo intervento e risentirci a presto. Grazie mille. E adesso andiamo alle conclusioni, togliamo la condivisione e ringrazio Sveva, ottimamente sulla tolla di comando come sempre in regia tecnica. Qui c'è Maurizio che aveva scritto: scusa Pelle, chi ha vinto nella partita ieri sera? Le agenzie, vediamo, Meloni, spesa militare al 2% del PIL nel 2025, sia le preferenze nella legge elettorale. Questa è apertura dell'ANSA e anche del Corriere.it. Terminata la messa pre-conclave, l'abbraccio di Re a Parolina alle 16:30, l'extra omnes. Siete tutti avvisati. Chiudiamo allora, dopo Sveva ringrazio anche tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.